Siamo ancora Angelo e Antonio, grazie. Con l'applauso che segue invece riportiamo sul palcoscenico d'insieme anche stasera, per poi rivederlo domani al Pala Catania nella serata di beneficenza, il signor Enrico Guarneri Litterio, eccolo qua, che arriva. Eccomi qua, signor Rosa. Bello, agile, scattante, venga, venga. Ma sta cascando la tenda pezzi. Non ci pensi. Il gabinetto non funziona. Ma che dice? Ogni volta lei viene qui per lamentarsi. Perdono Va l'acqua. bene, ma... La porta resta socchiusa. Ma l'ha già detto. Che se uno passa talia da fessura. Siccome lo fa lei, perché sicuramente lei passa e guarda. Vabbè. Allora, ricordiamo che il 31 saremo a Villa Orchidea, faremo Capodanno insieme a Villa Orchidea. Allora, posso fare un saluto? E Vittoria, sì. Volevo salutare Giada Colonna, sì, la nostra attrice, come la nostra amica, attrice che è malata. Ah, gioia mia Giada, sì, allora tanti auguri di buona salute. Febbricitante. Ti riprenderai subito. Allora, lei è stato a Malta? Sì, signor Rosa. Sì. Non c'ero stato mai. Mai. Intanto lei capisce, non è che io mi posso permettere di avere un guardaroba. Scendi a Catania che mi ha Catania una giacchettetta. Sì. Non c'ha ragione, signora Rosa. No? Perché? Ma i prezzi. Beh, i prezzi sono alti, c'è crisi, ma i prezzi sono alti. Ma i prezzi? Sì. Una giacca 1.000 euro. 1.000 euro una giacca, signora Rosa. Beh, insomma, lei è andato un po' nei negozi costosi, però 1.000 euro. Io uno va a lei. Sì. Faccio da lei, guardate, sono andato. Quanto è disgraziato. 1.000 euro. 1.000 euro una giacca, sì, succede anche questo. Io piglio 41 euro a mese. Lo so. Ce ne metto 60 di benzina per calare dal paese. Quando me ne arrestano? Niente. niente. No, arrivai, dai, entrai, disse, vabbè, ormai mi informo. Sì. No? Mi si presenta uno, dice, prego, dice, guardi, avrei bisogno di qualcuno, ci parli con me. E che sono l'addetto. L'addetto. E dice, chi l'ha detto? Giusto. Dice, l'ha detto io. Sì. Ma lei qui è? L'ha detto. L'ha detto. Dice, ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Dice, il principale. Oh. Dice, ma il principale, dice, non c'è bisogno del principale, ci sono io. Certo. L'ha detto. L'ha detto. Ma chi l'ha detto? E non lo so chi l'ha detto. Lei ci crede che stessimo un quarto d'ora così? Sì. Dopo un quarto d'ora dice, senta, lei parlasse con me, lei che vuole parlare con me? Due stupidi, scusatemi se mi permetto, comunque insomma alla fine avete trovato una soluzione. Due stupidi, ma uno e mezzo era io. Va bene. E mezzo ero io. Va bene, ci sto, anche questo va bene, sì. Basta, arrivato a un certo punto mi pare, io disse che avevo bisogno di una giacca perché dovevo fare questo viaggio di piacere. Sì. Questo viaggio di piacere, dice, prego, dice, guarda, qua abbiamo una giacca di Armani. Qua abbiamo una giacca di Gianni Versace. Ci sa, Versace, sì. Qua abbiamo una giacca di lino. Di lino. Sentaci, se io cosa usate non ne voglio. Non c'è una giacca per mia direttamente nuova per me. Ma che c'entra? Quelle erano le firme. Lo capì dopo. E appunto, la giacca di Armani, firmata da Armani, di Versace, firmata da Versace, di lino, non è che è un signor lino. Come paesi c'è il lino. Ma anche qui c'è il lino, chissà quanti lino ci saranno. Sì, capace che questa roba usata sale e ce la porta a dare. E questa ora me la vuole dare a me. Vabbè, la stoffa è il lino, la stoffa leggera, anzi, fresca. Basta, arrivato a un certo punto mi disse, il prezzo, disse, quanto costano? Dice, 1.000 euro. 1.000 euro. E senza maniche quanto costa? Dice, lei che ne a fare senza maniche? Se mi cascare i razza come dice lei. Certo. Che cosa deve fare di maniche ora io senza razza? Certo. Nel frattempo che ero là, mi disse a una signora che parlava con Chido, dice, senta, guardi, dice, lei questa cosa dice, non può essere, il conto è sbagliato, i prezzi erano diversi, parlava con commesso, Chido dietro il bancone. Già arrivato a un certo punto, Chido, dice, signora, ma guardi che questo è il totale, perché dice, la gonna viene 150 euro e i mutandini vengono 42 euro. La signora dice, no, cioè la gonna era 140 euro, no 150, forse i mutandini erano 33 euro, no, signora, è 150, quale 140 a gonna? E i mutandini, basta, chi da un certo punto si sente, ma lei mi pare che mi sta facendo un gioco, lei che fa, misa a gonna e mi cala le mutande, cioè, no. per i prezzi che erano diversi. Ah, per i prezzi, no, misa che... Poi in auto che ci diceva, senta, guardi, quello l'ho sentito io, dice, senta, guardi, dice, la canotterina gliela pago quando ha detto lei, ma sulle mutande una carezza me la deve fare. Che c'era la mogliera di chi, gli corpa, signora Rosa. Ma questi negozi di Catania sono strani. Sono strani, però vabbè. Basta, non mi porta a Catania. Niente completamente, mi fece prestare la giacca di mio cugino Alfio.
che è stato un da banda musicale. Va bene. Che quindi. ci danno a divisa. Certo, nella banda c'è la divisa, sì. Giacca blu con tutti i bottoni dorati. Sì. Certo, avevano un po' di segnale qua, Sì. tutte le Sì, strisce sì. dorate e uno stampato, un strumento musicale di dietro. Bene, sì. Però bello, ci stava bello. Elegante. Elegante, Sì. poi scritto comune del paese, Va bene. tutti i bottoni dorati. Sì. Mi mise un paio di blue giga che vanno Di? bene. Di blue giga vanno bene per tutti. Sì. Zill, blue jeans. Bravo. Blue jeans. Sì. Signora, se mi accattare un biglietto e ho stato a Malta partuto da Porto Empedocle. Da Porto Empedocle, va bene. È stato mai lei a Provincia Malta? di Agrigento, Porto Empedocle, vicino Sciacca peraltro, tra Agrigento e Sciacca. Ci sono stato. C'è stato? Sì, sono stato, siamo stati a fare spettacolo, ci siamo andati. A Malta no. No, a Porto Empedocle. Ah, a, Porto Empedocle. a Malta ci sono stato una volta solo. Canave. Con l'aereo sono andato. Ah, con l'aereo, Sì. io con l'aereo. No, io canave, Sì. signora Rosa. Sì. Ma una nave, Sì. una specie di ferrebotto, Sì, 2 volte più grande di questo teatro. sì, bello, grande. Di questo teatro ABC. Sì. E appena fece tutta la scaletta da passerella che era così, Sì. e poi così, Sì. e poi così, e sbarcai. E da sopra c'era che mi aspettava una femmina. Sì, Uno stessa. sì, Che chi sta appena arrivato mi fa dice, signore, benvenuti a bordo. giusto. Che questa settimana che siamo un po' a bordo, già eravamo al centro da nave. bene, sì. Io ci fece una risata, qua Sì. per dire, lei che è spiritoso. Certo. Dice, ora lei venga con me, mi fa, che la porto sotto coperta. Eccoci, avete visto? Avete Una visto? femmina Avete fichida, visto? signora Avete Rosa. visto? Tutte cose a lei capitano, tutte le Ma una femminuna. situazioni più complicate. Che disse, lei, a me, lei si rende conto che sta rischiando la vita? Certo. Se lei mi porta sotto coperta a me, A lei. ci ho fatto questa simpatia? No, dice, no, solo a lei. Io vi porto tutti sotto coperta. Perché erano 80 cristiani. Certo. Attraverso la cosa sei bottana. No! 80 cristiani, come te li porti sotto coperta? Non ci sto, 80 non ci sto. persone. Se voi applaudite, gli date il resto No. e siete complici di loro. Ma come? del Dite signor una cosa Litteri. echista, signora Ma Rosa. scusi, ma scusi, sotto coperta. Ha capito che vuol dire lei sotto coperta? Ho capito dopo. L'ha capito dopo. Perché sopra la coperta Eh, pigli freddo. sì. Perché è da sopra. Certo, A sì. mare c'è sempre Sì, vento. all'aperto, sì. Sotto coperta stai bello caldo caldo. Ma io avevo capito... Lei aveva capito un'altra cosa, perché lei è malizioso. Sono malizioso. Lei è malizioso. Io ho avuto sotto la coperta, sotto l'onzolo, Sì. sopra il matrazzo. Bravo. Ma all'occasione con chi da magari sotto il letto. signora Rosa. Certo, dovunque con la Ovunque. signorina. Va bene. Basta, dopo un poco. Scusi, ma com'era? Com'era? A signora questo punto Rosa. se la descrive, no? Ma che cosa vuole che ci dica? Non lo so, signora mi dica quello che lei Aveva ha pensato un in quel petto, momento. un petto palummino. Palummino. Palummino, signora Sì. Rosa, che pareva originaria. Io appena visto disse chi sta chiesta del Minnesota. Sì. Per forza. Quindi Per forza. questo petto voluminoso. Poi si girava Sì. come ha visto di dietro e se no dalla Columbia. Sì. Non corro, signora Rosa. Senta, ma questo petto palummino, lei a guardarlo, che sensazioni aveva? Cosa le veniva di fare? Il sole ci batte Sì, 24 sì. ore. Sì. Un davanzale, signora Rosa, un terrazzo. Sì. Lei non ne capisce di queste No, cose, no. beato lei, è Sì. tranquillo. Poi di femmine. E non me lo che si tinge un musso, si mettono a meno con. Lo dica, guardi, lo dica. Sono tutte sorelle. Che sono ridi, quando- Niccolò, che ridi. Ma- Che applaudite voi. Ormai, signora Rosa, ma è risaputo. Vabbè. A lei le veniva di prenderlo questo seno, no? allora- Vabbè, lasciamo Basta, ma stare. affacciai, dopo un poco che mi sistemai Sì. dicendo alla cabina, poi chiamai, ma affacciai che c'era questa bella aria, Sì. aria di mare. Sì. Si avvicinava uno e si mise vicino a me, ma vai, c'è grande amico, che te lascio questo mare. Guarda, dice, chiazze di bitume qua, chiazze di bitume là, chiazze di bitume là, che cosa gliene sembra? E ci stiamo aspettando un po' di tempo. Lasciamo col bitume tutto e poi ci potremo dire che la macchina a Malta. c'entra? Col betume caruso, Vabbè. signora Rosa, non si poteva capire chi lo c'era. Questo vuol dire I purtroppo pisci che il mare è ubriachi inquinato. erano, i pisci erano ubriachi. Certo. Basta, finalmente arriviamo a Malta, Sì. signora Rosa. Io dello stesso che in quel momento, come ha visto, mi passa dal Pakistan, scinni, signora Rosa. Bravo. Sto sopra la nave, ancora ero sopra la nave e visti, siccome qua in Sicilia non si possono aprire, il famoso casino non si può aprire, Come? il famoso a Cattaormina, il casino non lo fanno aprire, Oh.
E diciamolo, Che cosa? che non ce lo vogliono fare aprire sto casino. No. Taormino. Casino, no casino, quella è un'altra cosa, casino. Se lei dice casino sembra un'altra cosa. E che cambia? Cambia. Il casino. Ecco sì. Le case chiuse. Bravo. No, che non si gioca. Bravo. Non si gioca a carolette. Gli americani lo chiamano veramente casino, ma noi lo chiamiamo casino. Casino. Esatto. Che io se ci vado, Va bene. mi faccio una giocata, mi gioco un po' di soldi, così quando torno potrò dire io sono stato al casino di Malta. E c'è questo bello palazzo, tutto di vetro, tutto di specchi, una cosa veramente bella. Di lusso, di gran lusso. Di lusso, una grande raffineria, una cosa veramente... Una cosa straordinaria. Allora io ancora ero come calare la passerella da nave, mi precipitai, mi acchiappa la valigia, i soldi l'avevo andata secchetta, mi precipitai verso sto casino. Adesso mi voglio divertire. Bravo, un'orina mi voglio stare là che mi diverto. Quanto? Un'orina, una mezz'orina, una cosa. Un'oretta. Un'orettina. Arrivo là, signora Rosa, mentre sto correndo c'era davanti al casino, c'erano due misi in terra, assettati in da banchina, che mentre mi vedevano correre verso ma i risati. Ridevano. Io disse, forse mi conoscero che mi hanno visto a televisione. Può essere, sì. E avevo una mano che si tagliavano e risate. E io facevo beatite che sono contento. Por contento di in Italia i cristiani stanno piangendo tutti, cammo al territorio. Da parto da corsa, ci passai vicini, salutai. E ridevano. Io disse, ma quanto è bella, la vita sarà bella. Ci fece così correndo, signora Rosa. Andappate stando vetro do casino. Perché sorridevano? Perché sono tappato io un minuto prima. Disgraziati, avvertitemi. Ma roba. Tutta la porta era tutta di vetro. Ma dico, ma metteteci là una freccia, un segnale. Ma poi pulito, tutto pulito. Lei non si era accorto che c'era la porta di vetro? Tappai la testa, signora Rosa. Ad un momento desiderai che mia moglie mi avesse fatto i corna. Quando l'aveva d'ore la sfonnava. Basta, poi mi ero ripigliato dopo un poco e sono entrato in questo casino. Bellissimo. Che appena entrai si avvicinava una femmina non disprezzando i presenti. Per carità. Che sono belle, signora Rosa. Gli auta, ma ancora stanno misurando per dire quando è gli auta. Chi sta mi venne incontro con un sorriso. Mi messa la mano, io come avessi ci acchiappai da mano, scusi, lei Mattisa? Subito. Fermi. Sta metallaiao e mi disse porco. Certo. Ma va perso il suo cognome, che si chiamava Porco. Rifacciamola da capo, scusi. Lei va incontro a questa bellissima donna, altissima, tanto che ancora la stanno misurando. Bella. E la prima cosa che lei ha detto nel momento in cui le ha porto la mano è... Disse, lei Mattisa? Lei Mattisa. Questa mi fa porco. Io pensai se si chiama porco. Certo. Disse, scalisse lettere. E io devo fare doppio porco. Disse, a dopo capì. Bravo. Disse, scusi, ma che cosa è successo? Dice, lei queste cose non le deve dire. Disse, no, ma io volevo sapere se lei è del luogo. Lei è Mattisa? Basta, piglia una parola, rispondi un'altra parola, lei se ne deve andare, lei sta entrando male, lei sta cominciando male, lei a un certo punto di che c'era una bella giornata scuravo. Mi passa che ho passato una nuvola. Mi disse, ma che sa, nuvolavo, mi giro, che erano due di là dentro, signora Rosa, due signora Rosa, uno sopra l'altro. Ognuno era un armadio 4 stagioni, in spagna, tutte e due erano un armadio 8 stagioni. Cameriletto per armadio 8 stagioni non esistono. Non esistono, è vero. Uno di questi mi dice... Io ai ricchi rossi, io faccio picchino. Non lo so, sì, in effetti ce l'ha un pochettino larghi. Non da ricchi, questo mi pigliavo dei ricchi, mi disse, io capivo che mi disse, senti, veniste qua o ti ci mannavo? Disse, guarda, io ho venuto per deporto, che la stessa ricchia mi giravo, mi disse la fatica che ha dato andò a culo, che mi fece fare un salto di 8 metri, scoppolo di da, e atterrai davanti a un banco dove c'erano 3 donne che mi tagliavano. E di sopra avevano scritto Fiches.
che frecci, che indicava. Fermi, fate l'applauso, fermiamoci un attimo. Scusate. Fermiamoci un attimo. Ma io dico, tutte cose a lei calde. Ma io disse, mandami te stesso, ma c'è bisogno che ci scrivono, non si vedono? Sì. Perciò lei va a finire, dopo essere stato preso violentemente da questi bodyguard e scagliato fuori davanti a un bancone con 3 belle donne che c'era scritto Fiches. Mamma mia. Con le frecce Con che le indicavano. E cioè io arrivai e disse, senta, guarda che non c'è bisogno, si vede. Sì. Disse, piglia e cominciano a ridere. Anche loro. Io dice, che cosa desidera? Se parlavano italiano. Io piglia, no, disse, guarda, non lo so, con queste, piglia i soldi, disse, con queste, quante fiches? Quante fiche? Questa piglia se raccoglie dei soldi e mi dà un gettone di plastica tanto. Sì. Tu sai che si mettevano tanto all'ascensore? Sì, Uno di chi? Sì. No, io parlavo di altre fiche. Dice, quale fiche? Questa è la mia. Mentre stavamo parlando, piglia scurava un'altra volta. Un'altra volta, sì. Faceva buio all'improvviso a Malta. Quindi non ne avevano a che fare. No. Tagliavano a mia. Sì. Per fortuna andava all'altra ricca stavolta. Certo. Sallepavo all'altra ricca, scusa, che gioia, ma tu che hai campato assai? Se no, guardi, ho capito tutto. Sì. Mi può lasciare, lei ci crede che ci ha fatto darmi una patata nel culo io stesso? Sì. Faccio da me, fece un sabato di 8 metri. Ho capito. E mi spostai da bar. Italiani non mi vedevano per un attimo. Nell'altra stanza c'erano tutti questi tavoli grandi. Certo, è arrivato tutti questi numeri. nel cuore del casino. Signor La Rosa, tutti che giocavano, tutti che scommettevano. Io con due figlie nelle mani, mi camminavo, a un certo punto piglia e se ne Chemin. Non mi votai. Sì. E adesso pare che mi voto, chiamano uno scemo e mi voto io. Chemin? Però ho capito che l'avevano con me. Sì. Io sapevo non mi incazzo, ma se mi incazzo. Lo so. Chemin de fer, dopo non c'è vicino. Bravo. Fino a Chemin, Fino a Chemin mi sono botto, ma scemo de fer a mia non me l'ha detto nessuno. No, questo no. Scemo de fer a mia non me l'ha detto bravo. nessuno. Uno Chemin se lo prende anche per educazione. Gli amici rai, italiani in dall'occhio dritto, scrisse amico bello uè. Bravo. Amico bello uè. Sì. Con chi ce l'hai? Mi fa dice, prego signore, a sei io quanto un su, che parla una lingua, non gli può più per votre jeu, lui si accomodè, lui si ne lui lo padano, che c'era una bella donna. Un'altra. Una bella donna con un paio di occhiali che si girava in di mano così, Sì. che mi tagliava. Con dimestichezza. Eh? Con dimestichezza. Niente, Con una certa dimestichezza. da signora, Sì. e che sa? Con nonchalance. Era sola. Che vuol girava dire? sto occhiale. Era con nonchalance. Bello, tutta truccata. Dico, la signora lo faceva con nonchalance. Ah, così, come se ne fosse. Bravo, sì, esatto. Lo faceva così Sì, questo movimento. sì. Il signore mi fa dice, prego signore, Sì, si accomodi. si accomodi. Accanto alla signora. Io basta taglio, pigliami adesso ducati. Sì. E allora questa carta italiana. Italiani non la facevo, sai. Come posai carta, la stessa cosa faceva la signora, io sao, e calavo. Perfetto. E questo piglia un'altra carta, e va via. Sì. E era un re de coppia. No, chi delle carte francesi? Sì. Un re, insomma. Pa! K. Sì. K. E ma italiano fa... Ci sta. Ci sta come? Dice ci sta. Italiano io e ci fece segnale. Sì. Dice sì, ci sta. Ci sta. Ci sta, allora facciamo la comparsa. Dice guardi signore. Sì. Qua o si batte, nel suo caso ci sta. Se la signora ha più di 3 ore che batte. Se lei la vedeva un fiore, tranquilla, sa come era allenata questa Certo, qua. per essere così perfettamente in forma. Perfettamente in forma. Sì. Allora ci si avviò e ci faccia lei. Faccia lei. La Rosa. 1,102. Certo, a quel punto in trasferta. una mano a menzicosci No. di quella. Già mi arrivava un tumbulone, caneddo rosso qua. Ma mi certo. spaccavo tutto il labbro, la lingua e la gengiva. Ma certo! Porco maiale! Mi hai visto arrivare di lontano. I 2 armadi, che 8 stagioni. I carcagni mi arrivarono da chicchi miei. Fece tutto il corridoio, girai, trum! E me ne trasì in una saletta. Sì. Dove a Malta non si c'è ghire, signora Rosa. Perché? La truffa.
Perché? Entrai in questa stanza, non c'erano tutte le macchinette, chi da settata in dei sgabelli auto. Sì. Zoom, zoom, zoom. Slot machine. Bravo, questo. Slot machine. E non dico perché mi ispira la lingua. Ma sapete tutto cose, eh? Ma cosa dite? Vedo sta sbarracuta che c'è una testa, veramente. Un tocco non suona, tranne una banna. Quello... Allora lei è entrato, quindi dopo aver fatto l'ennesima brutta figura con la signora che poi non è che ci stava, era la cista, la carta senza valore, cista. È entrato in questa stanza delle slot machine, delle macchinette. Le macchinette, tutti che sigarette andavano, bevevano, cazzuse, tè, whisky, quando si gioca ci si concentra, si beve. Pareva un martore dentro, come dice, allora che si dice qua? Lei si votava, silenzio! Che siamo andati a chiesa? Come siamo combinati? Io sono fatto 3 piricoca, $40. 3 piricoca, $40. Sì. 3 grappoli 2, €100. La rosa, 3 ciliegie, $700. Sì. Oh, a Malta non si può campare. Non è pigliare la valigia per tornare su Ma Canale. che dice? Ma 3 ciliegie, non erano i $700. prezzi della frutta a Malta. Si giocano le slot machine, se poi arrivano tre tipi di frutta uguali, vince 40, 100, 200... Me l'ha spiegare prima, che io arrivo anche a 3 piricoca, $40, 3 piricoca. Senta, va bene. Intanto il signor Enrico Guarneri Littera, facciamogli l'applauso. Non ci vado più. No, ci vada, invece a Malta, che è una bella isola che si trova di fronte a noi. I maltesi ci guardano e anzi li salutiamo. Senta, proprio per chiudere e poi andiamo dagli amici dell'Anfi che hanno qualcosa per noi, anche perché lo ricordiamo, noi due siamo soci sostenitori dell'Anfi, sì, simpatizzanti, che significa Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia. Senta, lei con le carte ha avuto anche un altro piccolo problema, c'era una briscola che si giocava in paese, mi pare, quando poi... Ma non è successo sì, cose che... una veloce così e poi... Una volta ci fu un'aggressione, città umana, una bottiglia di birra da testa. Sì? Erano compagni. E questa volevo sapere, sì. E chi ci diceva, voglio un carro. Lo sapete quando si gioca a briscola in 4, no? Sì. Di solito c'è uno che comanda e l'altro che ubbidisce. Sì. Ad aiutato a briscola, no, certo, no, sono i segnali. Dai, sai che a un certo punto erano due compagni, chi ci fece segnali, chi ci rispondeva, dice, un carico. Voglio un carico. Voglio il carico? Sì. E chi dice, no, quale carico? Dice, 4 punti. Io voglio un carico, ma non è passata da carico. Ti posso dare 4 punti? Io voglio un carico. Sei un cretino, non te lo posso dare un carico, chi stai passato di 4 punti. Un carico era rischioso. Sì. Chi dice, cretino, c'è se tu voglio un carico. Io ci abbiamo la bottiglia. Sì. Addirittura violento. Sì, io come disse, sei un cretino, disse, io ti posso dare 4 punti. E picchiava la bottiglia da birra, che si era più toccato fino a qua, ospedale, dopo paese arrivare all'ospedale, ci vuole tempo. Come non mosso sdesangato, chiedo. Quando ero all'ospedale subito il codice rosso, perché non si sapeva che tutto il sangue ci commigliava l'occhio, non si capiva. Poi da subito il poliziario, poi ci sputtarono da faccia, facevano tutte cose. Poi con la macchinetta ci tagliava i capelli, Gianacchietto, io svenuto creatore, come ci tagliava i capelli, ci toccava la ferita, cacciava disinfettato, che dottore, il dottore come ho visto dice, ma che cosa ha combinato lei? Ora c'è da dare 4 punti, dice si vince a giocare! No! Ora è stato impressionato proprio, impressionato! Il signor Litterio Scalisi, Enrico Guarneri.